Una firma a più mani in calce al protocollo che sancisce la nascita ufficiale di Rete Daphne Belluno, servizio pubblico e gratuito di supporto alle vittime di reato, un punto di riferimento che prende corpo e sostanza dalla collaborazione tra il Comune, il Tribunale, la Procura e le associazioni, con l'obiettivo di non lasciare sole le persone dopo un'esperienza traumatica. Un progetto importantissimo che dà veramente aiuto a chi ha subito dei reati di qualsiasi natura. Qua non abbiamo né distinzioni di genere ma neanche distinzioni di reato, vengono compresi tutti e per qualsiasi età. Rete Daphne Italia nasce a Torino nel 2008 e diventa soggetto giuridico nel 2015. 3 anni dopo la rete si diffonde in Piemonte, Toscana e Sardegna. In Veneto Daphne Belluno è la seconda realtà dopo Verona. Cosa fa la rete Daphne attraverso i suoi servizi? Normalmente incontra le persone che hanno subito il reato nell'immediatezza del fatto, le accoglie, le ascolta, capisce insieme alla persona qual è il vulnus, qual è la vulnerabilità, di cosa la persona ha bisogno. E scatta immediatamente il sostegno fatto di informazioni ma anche di aiuto concreto, sia esso legale che psicologico, fornito dagli specialisti della rete. L'attenzione alla vittima, spiega la Presidente del Tribunale di Belluno, è una fase evoluta della giustizia. Un'evoluzione perché l'attenzione per la vittima è un interesse relativamente recente da parte della giustizia, anche dal punto di vista normativo, e però è sempre più importante perché le vittime spesso si trovano disorientate, non sanno cosa fare, non sanno perché sono sottoposte a un percorso che può essere doloroso, di ripetizione del dolore patito, e quindi oltre all'aiuto materiale nel presentare una denuncia, nel decidere se presentarla, è poi importante anche nel corso del processo avere consapevolezza di quello che è il ruolo della vittima, che deve un pochino tenere duro perché il processo è faticoso. Con Rete Daphne Belluno compie un passo avanti nella costruzione di una rete di protezione e di accompagnamento per chi subisce un reato, rafforzando il legame tra giustizia e comunità, colmando una lacuna dell'ordinamento. Mentre l'indagato e l'imputato hanno diritto comunque ad avere un difensore, quindi una persona esperta, un tecnico che gli spiega quali sono i loro diritti, le loro facoltà, la persona offesa invece si trova sfornita di questa possibilità, soprattutto quando si tratta di un soggetto vulnerabile o comunque che non ha le possibilità economiche di rivolgersi, di permettersi un difensore. Operativo uno sportello all'Urban Hub in piazzetta Zampieri a Belluno, un recapito telefonico 389 1456064 e un indirizzo mail belluno@retedafne.it.